6 giorni, in un'unica puntata. Die Pro Die, 6 giorni. Apre quest'oggi la fiera di Olbia, siamo naturalmente in compagnia del direttore di Aladino, in compagnia di Giuseppe Giurato. Buongiorno, una bellissima giornata per un'apertura importante che porta per la terza volta questa fiera a Olbia. Sì, è una fiera campionaria con oltre 100 aziende che partecipano quest'anno. C'è veramente una campionatura di tutta la produzione agroalimentare, della produzione artigianale e del commercio. E una famiglia potrà trovare in questa esposizione tutto quanto serve per la casa. Quindi consigliamo di venire a vederla dalle 17 alle 24, quindi l'orario è molto lungo e è possibile trovare un paio d'ore per visitarla bene, e siamo aperti fino all'11 di giugno. In nostra compagnia l'assessore Giampiero Palitta, buongiorno, sicuramente una grande fiera, un grande indotto per Olbia. La terza edizione di una fiera campionaria ad Olbia che ha portato nelle precedenti edizioni 20.000 visitatori in un periodo che non era quello più vicino, diciamo, all'estate, perché si faceva a metà maggio. Quest'anno abbiamo avuto l'evento del Rally Mondiale, è stata quindi posticipata a giugno e io ritengo che in questo periodo supereremo, secondo me, le 30.000 presenze, che è quello che gli organizzatori si sono così detti possibilisti di ottenere. Una grande opportunità per gli espositori di far vetrina delle loro produzioni, soprattutto artigianali. Quest'anno ho visto per la prima volta una partecipazione massiccia degli artigiani del tessile, qualche ceramista, qualche artigiano del mobile. Ci sono delle cose fantastiche che sono per lo più sconosciute sia ai turisti ma anche a molti cittadini. Una grande opportunità anche per così dare la possibilità a chi magari opera in territori non sul mare, che non ha queste vetrine annualmente, di poter esporre, di poter vedere i loro prodotti a un pubblico più ampio o comunque in ogni caso di farsi conoscere. Abbiamo voluto integrare alla parte espositiva anche un po' di intrattenimento, e quindi ci saranno delle degustazioni dei vini della Gallura presentati dai sommelier italiani con la delegazione Sardegna, e poi il Centro Musica presenta una rassegna musicale dedicata a tutti i giovani che si esibiscono cantando e suonando nel nostro territorio, quindi potranno presentarsi al proprio pubblico durante le serate. Abbiamo partecipato a questa fiera che noi amministratori di Santa Teresa ci è sembrata molto importante, e vogliamo fare i complimenti all'organizzazione, che è veramente eccezionale, e speriamo di poter anche noi in prossimo futuro fare qualcosa del genere. Con noi Uccio Iodice non poteva certo mancare all'inaugurazione e non poteva non far presenza in questa fiera come Expo Olbia. Sì, ci siamo anche noi insieme ai comuni di Olbia, Santa Teresa e Arzachena. Ormai sta diventando una cordata vincente. Diciamo che queste fiere sono importanti, si fanno vedere quello che il territorio può offrire, quello che dà sia dall'artigiano al commerciante all'imprenditore, quindi ormai fanno parte della nostra città ed è importante che vadano a rafforzarsi ogni anno di più. Cosa significa, signor Giurato, per la terza volta presentarsi in fiera e comunque fare così tanto successo? Perché lo scorso anno oltre 20.000 presenze, quest'anno probabilmente saranno anche di più. Sì, evidentemente questo è un territorio in crescita, il pubblico presenta una notevole attenzione per le novità, e quindi questo ci fa ben sperare che anche quest'anno supereremo questo numero di 20.000 persone. Bene, noi ci fermiamo, l'appuntamento è rinnovato a domani, si parlerà ancora di fiera, mi raccomando, fiera di Olbia, Molo Brin, veniteci, ne vale la pena.